Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. Non sarà un'avventura, non può essere soltanto la primavera. Questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Oh no 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 no, non sarà un'avventura. Questo amore è fatto solo di poesia. Tu sei mia, tu sei mia, fino a quando gli occhi miei avranno luce per
e buona settimana, buon inizio di settimana. Grazie innanzitutto per essere lì davanti alla vostra TV sul canale 13 impostato col timer in quest'ora musicale. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi e questa sera vorrei andarne a leggere tanti. Dovevo fare la puntata da soletto, in intimità con voi, con tutte le vostre richieste, con tutta questa bella musica italiana anni 60, 70 e anche qualcosa di più recente. E invece guardate un po' qua che arriva. Attenzione, va che arriva. Sapevo che arrivava. Poi perché tutte le volte sta cosa? Perché praticamente... Ma perché tutte le volte sto ballettino osceno? Diciamo che sto diventando un po' importante, no? In che senso? Nel senso che vado in giro, mi riconoscono e quindi... dopo 2 anni ci sta. E allora adesso diciamo che è bello che io abbia una sigla tutta mia, Sì. che in qualche modo possa introdurmi. Proprio il fantasma dell'opera, cioè tra tutte Sì. le sigle che ci sono il fantasma dell'opera, che è un Sì. capolavoro, lei lo sa, sì. Sì, capolavoro, l'ho visto, ok. mi è piaciuto moltissimo e direi che è molto appropriata questa sigla. Sì, Spero perché? che il fantasma non si arrabbi se ogni tanto usufruisco, ecco, del suo della sua io direi sigla. l'entrata l'ha fatta, e adesso Sì. che cosa ci racconta di bello? Perché Allora, di bello vi racconto che è stato un weekend anomalo. qua anomalo. Sì, perché apri l'ombrello, chiudi l'ombrello, togli gli stivali, togli le calze e anche metti i sandali, poi ripiove, allora togli i calzini, rimetti i sandali, no, un casino. Sì. Un casino A che- tutti è successo questo, Sì, tutti. e allora ho deciso con Irma. Oh, che la era sua amica la Irma. la mia amica Irma, che forse era meglio non passare la giornata fuori, Certo. ma visto che adesso si può di nuovo andare al cinema, che so io, infilarci in un cinema e Oh, guardare un film. E bene. così abbiamo fatto. Avete fatto bene, nei cinema, lei e Irma, sì. Sì, e siamo andati a vedere questo portento di serie che ormai sono anni che tutti conoscono tranne me. Cosa? Ernipote. Ernipote, sa quel ragazzino con gli occhiali rotondi che il caschettino Ernipote? No, No? e poi no, Harry Potter, non nipote di chi? Nipote di chi? Tutto il film ho detto, ma sarà il nipote di chi? Io non ho No, figli, ma- Irma neanche, il nipote di chi? Harry Potter, Ah, Harry Harry Potter, non nipote, Harry Potter. E comunque è piaciuta? No. Come mai? No, perché non avendo visto le 160 serie prima Non ha ho capito niente. Ma io le garantisco che anche se lei vedeva la prima, non è che cambiava proprio tantissimo. No, Stia bravo. Attenzione al Zebedei. Miei, Stia ok? bravo. Lei mira sempre lì. Attenzione, Sì, ok? ci siamo un attimo frizzati, ma stavamo anche abbastanza bene. Stiamo devo bene, dire. ok. Sì. Adesso andiamo avanti con la musica. Arrivano gli 883. Nessun rimpianto. Lei ne ha rimpianti? Uno, Quale? quel di fianco ce l'ho. Là. Addirittura. C'è. La zia. Soltanto certe volte capita che appena prima di dormire mi sembra di sentire il tuo ricordo che mi bussa e io non aprirò. Tutti con noi a casa, dai. Tutti mi dicevano
so se nella vita ho dei rimpianti o dei rimorsi, non lo so. Secondo me ogni cosa che uno fa porta al presente. Quindi se magari modificavo qualcosa nella vita, anzi negli anni precedenti, non sarei qui in questo momento a cantare per tutti voi. Quindi se tutto ciò che ho fatto mi ha portato qui questa sera in vostra compagnia, è giusto così. Lasciamo il passato esattamente così, non andiamolo a cambiare. Adesso è arrivato il momento della pubblicità, però prima voglio parlarvi di un'associazione che si chiama la Casa dei Difensori della Natura. Ascoltate un po' questa intervista che ho registrato a Luserna. Molto Enrico. Un'altra associazione che abbiamo avuto modo di conoscere in questi giorni è l'associazione Casa dei Difensori della Natura. Di cosa si tratta e con chi stiamo parlando? Allora, stai parlando con il presidente, cioè quello che in realtà è la ricerca sempre di denaro. No, perché So cosa vuol dire, il presidente è chi cerca denaro, soprattutto. Ma di cosa parliamo? Parliamo della costruzione di una casa a Bagnolo dove faremo didattica ambientalista, naturalista, ecologista per i più piccoli. bello. Inizieremo questa attività appena i fondi ce lo permetteranno. Siamo agli inizi, abbiamo iniziato a ottobre, speriamo bene. Noi In bocca al lupo, in bocca al lupo. Il terreno l'abbiamo comprato. È già qualcosa. L'abbiamo disinfestato. Bene, in bocca al lupo per questa bellissima iniziativa, complimenti. D'inverno il sole stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazzo, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo
cosa sarebbe senza i vostri messaggi? Ricordiamo che siamo dal vivo, 48 80 40 254 il numero per mandarci i vostri messaggi, le vostre richieste, i vostri saluti, i vostri auguri, i vostri compleanni. Cioè, fate di noi tutto ciò che volete fare, zia Marta, dica. Dica. Ma cosa? Ma no, ma per piacere, Enrico, fai un... Ma cos'è questa roba? Mi sono messa un piercing. Non è un piercing, questa è quella cosa delle mucche che poi si tirano e va avanti, no? No. Posso togliere questa roba, è inguardabile. Allora mi sono messa un piercing. È proprio, ecco, è uno di quei piercing che io posso dire la verità. Adesso lei così sta scherzando. orizzontale. Si tolga quella roba. Oh, perché lei poi sta... Vuole lei? No, assolutamente no. Sta scherzando, ma a me lì proprio non piace. Io adoro qualche cosina sul volto, ma a me queste cose attaccate al naso così... Non le piace? No, proprio lì no. Non le piace? Da altre parti sì, ma lì non mi piace. Allora, praticamente adesso le racconto invece cosa ho fatto sabato sera. Oh, bello. Sabato sera anche lì era una serata un po' così, un po' non lo so. Un po' E non lo quindi so. ho guardato una trasmissione molto interessante Bello, mi piace. che parlava dell'uomo della preistoria, no? Ah, di una volta. Di una quindi, volta. Praticamente l'uomo di Neanderthal. Sì, ok. Ecco. E mi sono presa 2 appunti perché diciamo che era interessante la E cosa. adesso vuole raccontare a casa ciò Sì, che ha visto sabato? Posso, ma un riassuntino veloce. Prego, tanto casa Peretta. C'è una musica che può sembrare un... Sì, sempre lei? Così, va bene. Ma l'uomo di Neanderthal è vissuto in Italia? Sembra proprio di sì. Aveva un naso importante, So già dove andava a finire questa cosa. Vabbè, un naso importante, ok. una corporatura tozza, Ma tozza dove? Cioè, tozza e piccola, tozza e piccola. ma sta parlando dell'uomo di Neanderthal o di Enrico Peiretti? No. Non mi disturbi. Viveva in una grotta dove hanno scoperto centinaia di ossa di 60.000 anni fa. Bello. Questo uomo col naso importante, piccolo e tozzo, Ma perché guarda me? Ma la smetta di guardare me, guardi in camera, la telecamera lì davanti, tutte le volte che dice piccolo e tozzo si dirige verso di me. E guardi si là. nutriva dei suoi simili. Davvero? Sì. Schifo. Il suo cranio, Sì. che veniva studiato da anni, si scopre, ecco, diciamo così, si scopre l'assoluta assenza di materia grigia. Ma la smetta di guardare me! Piccolo, tozzo, nasone grande senza il cervello. La smetta, guardi Sì, là, per sì, favore. praticamente Guardi là. assolutamente mancanza di cervello. Può guardare in camera. Sono tutti estinti, tranne uno, che si dice che si aggiri per Luserna Alta. Ma sì, dai. Brava zia Marta. L'ha detta, se l'è scritta, l'ha fatta, grazie. Ma la smetta, ma non è vero. Ma non è vero che sono così. Insomma, soprattutto sulla materia grigia, io un pochettino ce l'ho. Allora me ne vado. Se ne vada. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi. Adesso cantiamo ancora un brano, mio caro Enrico, in regia. Andiamo a cantare Una carezza in un pugno. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai, sei mia, e stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano.
sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza nascerà. Amici, state cantando con me, fatemelo sapere, dai! E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Ma non vorrei che tu a mezzanotte 3 stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza nascerà. Piccolo e tozzo, nasone piccolo e tozzo. E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Adesso la chiamo qua, venga zia, venga, perché devo vendicarmi. No, non ce la faccio. Sono troppo buono. Sono di un buono schifoso, gelatinoso. Probabilmente anche i suoi simili erano troppo buoni perché se li mangiati tutti. Ma basta! Ma se ne può più! Ma se ne può più! Comunque me la paga questa, perché io non l'ho mai insultata in diretta televisiva. Ma io non l'ho insultata, ho sempre detto che è una signor zia, una signor nonnina. E invece lei mi ha dato praticamente del gnomo. Ho fatto una ricerca io, però non è che le ho buttate così tanto per dire, eh? È pronta? Andiamo a leggere i loro messaggi, Piero amici? Angela si è disturbato per Chi? me. Piero Angela. Tutte e due? Tutti e due insieme. Sia Piero che Angela, tutti e due insieme. Va Eravamo bene. in 3, infatti. Vai regia, eccoli qua i vostri messaggi. Buonasera Casa Piretti, quanta bella musica si ascolta sempre con voi. Baci Dani. Grazie Dani, grazie. Zia Marta Official Fans Club, iscriviti Ma è suo per davvero ah no, aspetta, c'è una scritta. Enrico, lo sapevi che Zia Marta ha un fans club ufficiale su Facebook? Ormai Zia Marta dopo Luserna è diventata famosa. Un abbraccio alla zia. Ne approfitto per salutare tutti i registi di questa trasmissione e Giuliano da parte di Cristian. No, questo non lo sapevamo, anzi vorremmo anche saperne qualcosa in più. Grazie. Anch'io Tu lo no, sapevi? no, E io allora non lo magari sapevo, no, dovremmo no. saperlo prima noi. Ciao, vi auguro una buona serata da Teresio. Grazie Teresio, grazie. Buon inizio settimana, caro Enrico e tutta la banda Piretti. Un abbraccio da Alfonsina e Germano. Grazie. Ciao cari. ragazzi, grazie anche a voi, un buon inizio settimana. Bravo Enrico, un saluto dai noi milanisti. Auguri Milan, siamo lì, due partite, chi lo sa, c'è l'Inter e il Milan che se la giocano fino alla fine. Come sempre bellissimo inizio, sempre super bravo Enrico, un saluto a Carla di Luserna da parte di Mochi con tanto di bacio. Grazie Mochi. Mangio, bevo e tifo Milan, dopo la vittoria di ieri, insomma. E chi è questo bimbo? Ciao Enrico, sempre canzoni dei nostri tempi, sei bravissimo. Ciao maestro Maurizio Villadossola. Ciao zia Marta, ti sto guardando, sei magnifica e stellare. Da Maurizio, sempre di Villadossola. Grazie Maurizio, molto Mauri. gentile come tutte le sere. Non sei mai solo. A parte la zia Marta ci siamo noi tutti che ti vogliamo un sacco di bene, grazie dei Total Black. Grazie amica mia, ci vediamo giovedì, Giovedì saranno qui, Total Black di nuovo. Sì?
per ancora una puntata insieme. Ciao Enrico, ciao Casaperetti, ciao bellissima zia Marta, ciao Alessia Chelucci. Siete meravigliosi, buona serata da Antonio Primicelli di Rivalta di Torino. La conosco quella lì. Che faccia da pirla che ha. No, scusi, è lei. No, scusi. niente. Come Simone. sempre grandi e grande la compagnia che fate, bravi Max e Vasco, il nonno di Gioia. Ciao Max, grazie. Ottimo inizio, grazie Enrico, un abbraccio a tutti voi compresi i pinguini. Ciao, prima Rosa Bologna. Già sono tornati i pinguini molto belli, molto carini. E io voglio fare un applauso a Enrico in regia che ha resuscitato i pinguini. Un grande abbraccio da Bruno e Paola. Ciao Bruno, ciao Paola, grazie. Con Battisti e zia Marta, serata favolosa. Enrico, stasera sei perfetto vestito così. Ma io preferisco un po' più di colore, sono un po' troppo serio stasera. Mi stavo guardando e ho detto, ma sembra che vada a un battesimo. Siete la coppia più bella della TV, canale 13, siete famosi come Casa... vabbè, Vianello, mentre voi siete Casa Peretti. Grandi. Un grazie speciale di vedervi tutte le sere. Un saluto da Betta e Tino. Grazie, Betta. Hanno toccato due mostri sacri che io voglio fare un applauso Grazie, Tino. ai Vianello, perché Vianello, Sandra e Raimondo sono stati un mito. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico, ciao zia Marta, buon inizio settimana a tutti voi. Volevo chiedere alla zia Marta quando ci presenterà la sua amica Irma. Ma non esiste l'amica Irma, Ma lo dice lei. È 2 anni che me la mena con sta La Irma. prossima settimana. Siete fantastici, grazie di cuore per la bellissima musica che ci fate ascoltare. Da parte di Davide da Barge, ciao Davide, grazie. Ciao Davide, questa sera Enrico ci hai fatto tornare giovanissimi con le tue magnifiche canzoni. Complimenti per la partecipazione della zietta Marta, Raffaella e Piero. Ciao Piero, ciao Raffaella. Zietta, mi vogliono bene. Certo, arrivato in tempo dal lavoro per seguire la puntata di inizio settimana. Grande zia Marta, unica, un abbraccio a voi da parte di Tino dei Total Black. Ciao Tino, sarà anche lui qua, anche lui giovedì. Tutti certo. e due. Buona serata a tutti, sempre simpaticissima zia Marta, e anche se stasera Henry Peiretti ti senti solo, non lo sei, ti guardiamo in tantissimi. Ciao a tutti, grazie Sandra, grazie. Lo so che mi guardate in tantissimi, però scrivetemi. Ciao Alessia e Enrico, siete bravissimi, ma Alessia la preferisco nei panni della fatina. Un abbraccio grandissimo a tutti voi. Osvaldo Mi preferisce quando faccio le favole. Credevo sì, grazie. qualche giochino strano di sera, invece no. No, quando faccio le favole, grazie. Ciao Enrico Osvaldo. e zia Marta, siete fortissimi. Contraccambio saluti a Mocchi, saluto tutti quelli che mi conoscono. Carla da Luserna, eccola qui, vedi? Ciao Carletta. Ma che bello che usano la nostra TV per salutarsi. Zia Marta, Lega. zia Marta, che bella lezione di cultura Già. presto. Ma dove? Già. I bambini imparerebbero subito con una maestra come te. Giusto. Sì, siete fantastici insieme. Grazie, bravi. Ineo, Sandra e Raimondo. Ma bella No, questa a finire cosa. che diventeremo. Magari. Lo sai che erano sposati, Sandra e Erano Raimondo? sposati? Forte sei, zia Marta, nonna Vale. Ciao nonna Vale, sì, erano sposati. Per a parte che in questo periodo Andiamo avanti. avrebbe fatto 100 Lo anni Vianello. Lo tenga lì. Lo tengo sì. lì. Sì. Lo legga lei che non ho capito niente. L'ho cantata e lo imito, amico mio Maurizio Villadossola. È Celentano, probabilmente Celentano, perché è il più imitato al mondo Celentano. Sì, non ho Alla capito. simpatica zia Marta e al talentuoso Enrico un abbraccio da Flaminia. Ciao Flaminia. tesoro. Perché prima ho cantato la canzone a mezzanotte, sai. Volevo dirle, dica, appunto, dica. che adesso avrebbe avuto 100 anni Vianello, ma sì, erano sposati, ma molto avanti, perché abitavano sullo stesso pianerotto, una casa qui e l'alloggio qua, e ognuno aveva casetta sua, lo sapeva questo? Quindi io dovessi sposare la zia Marta, dovrebbe andare a vivere qua sopra. Sì, e lei qui sotto. Beh, Sì. posso Sì. anche pensarci. Ma una domanda le faccio, zia. Cos'hai in mano? Ho sempre il mio canale YouTube, questo sì esiste, il mio canale YouTube Zia Marta. Posso lanciarlo come Non tutte lo le puntate? lanci, no. Diceva cosa voleva? No, cosa ne pensa del ritirarsi dalle scene di Celentano? Si ritira? Le notizie sono quelle. Molto probabilmente non lo vedremo più in un concerto dal vivo, probabilmente non in un CD e neanche in televisione. Allora- Quanto mancherà un personaggio come Adriano Celentano alla televisione italiana? Allora, secondo me non mancherà, ma non perché non sia importante, perché è talmente grande che lascerà un'impronta enorme anche se non è più di presenza.
Lui ci sarà come ha fatto Mina. Come fanno? Come ha fatto Certo. Mina. E poi non ci credo che sparisca del tutto. Secondo me vedrà che apparizioni e sparizioni li farà Mi ancora. ha scritto la regia che il tubo era al contrario. Sì. Ecco, per favore, me lo metta bene, zia Marta. Zia Marta YouTube. Ecco, Eccoci qua. che se vuole- tristezza, Che che tristezza. tristezza. Perché? È inguardabile sta cosa, l'ha rubata per di più al mio idraulico. Lanci la pubblicità, dai, lanci. Non cambiate il canale! Neanche questa sera, subito dopo la pubblicità, noi torniamo. Non cambiate il canale! 13 è il canale. Su al canale! Pubblicità. Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi vedrai, non finirà mai. Ho desideri scritti in alto che volano, ogni pensiero indipendente dal mio corpo. Credimi se puoi, credimi perché farei del male solo e ancora a me. Qui grandi spazi e poi noi, cieli aperti che ormai non si chiudono più. C'è bisogno di vivere da qui. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora. Non lasciare libero, disperso questo mio spazio adesso aperto, ti prego. Vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo contro. Lascia l'apparenza e prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro. Così diventi un grande quadro che dentro me ricopre una parete bianca un po' anche stanca. Credimi se vuoi, credimi perché farei del male solo e ancora a me. Qui tra le cose che ho qualcosa di più che non ho avuto mai. Ho bisogno di vivere da qui. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora. Non lasciare libero, disperso questo mio spazio adesso aperto, ti prego. Vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo contro. Lascia l'apparenza e prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro, è aperto in me. La fantasia, le attese, i giorni di un'illimitata gioia. Hai preso me, sei la regia, mi inquadri e poi mi sposti in base alla tua idea. Vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo contro. Lascia l'apparenza e prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro. 348 80 40 254, dai, forza con gli ultimi messaggi di questa sera. Comunque zia Marta, io è tutta la sera che ho un grosso problema. Sì? Ci sono dei... sa che io ho dei cavi che mi passano E dietro davanti? anch'io. E ho dei cavi che si sono accavallati e mi tirano indietro la testa. Ho cantato tutta la sera così.
come se qualcuno la prendesse da qua dietro e tirasse il puccio. tirasse. Capito. Vabbè, ormai è andata, non posso se la farci prenda, niente. ecco. Ma lo so. Capita. Metterli a posto un po' prima. Diamo degli appuntamenti importantissimi. Sì. Domani sera ci sarà qua con me la nostra Valentina Branca. Poi mercoledì ci saranno Enzo e Piero. Sì. Giovedì Total Black. Venerdì Wow. Luciano e Alessia. Cioè sarà una grande settimana. A proposito, no, della Chelucci, Ecco. io sono un po' posso fare un video, cioè posso parlarle direttamente un attimo? Sono stufa, Ma è com- una settimana che non ti vedo. Guarda che io sono stanca, ho la schiena a pezzi, mi devo riposare. Allora mi hai chiesto, vai te qualche volta perché io ho la gola un po' a pezzi. Visto che stai meglio perché ti ho vista urlare sul balcone, sarà meglio che me ne vieni tu perché io mi voglio riposare, va bene? Voglio passare la sera a fare le parole crociate e grattarmi Ma i piedi. basta, non se può più. Dice che ha capito? Certo che ha capito. Bene. Lei che parla con la Chelucci è proprio un Ecco. gran momento di televisione. Viene a fare un favore, 2, 3, ma poi basta, che ospita. Cantiamo un brano insieme? Dai, cosa cantiamo? Vai, questa. Mi ricordo che anni fa, di sfuggita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava e nei sogni di bambino la chitarra era una spada e chi non ci credeva era un pirata e la voglia di cantare e la voglia di volare forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Non potrò mai diventare direttore generale delle poste e delle ferrovie. Non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera. Mai nessuno mi darà il suo voto per parlare o per decidere del suo futuro. Nella mia categoria è tutta gente poco seria di cui non ci si può fidare. Guarda invece che scienziati, che dottori, che avvocati, che folla di ministri e deputati. Pensa che in questo momento, mentre proprio sto cantando, stanno seriamente lavorando per i dubbi e le domande che ti assillano la mente. Vai da loro e non ti preoccupare. Sono a tua disposizione, sempre senza esitazione, loro ti risponderanno. Ma perché devo darmi all'orecchio? Facciamo ancora un brano? Dai, ancora questa, su. Non so, la so. Sì che la Non so, sa. la so, la so. Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che m'aspettano. Occhi di ragazza, se vi guardo, vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio per città che non conosco. Quante primavere che verranno, che felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. C'è un grande prato verde dove nascono speranze che si chiamano ragazzi, quello è il grande prato dell'amore. Non tradirli mai, anfedente, due non la deludere, lei fedente.
ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, all'inferno delle verità io mento col sorriso. Di 10 cose fatte te ne riuscita mezza, e dove c'è uno strappo non metti mai la testa. Di 10 cose fatte te ne riuscita mezza, e dove c'è uno strappo non metti mai la testa. Sono un ragazzo fortunato perché m'hanno regalato un sogno, sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. Quando viene sera e tornerò da te, è andata come è andata la fortuna di incontrarvi ancora. Tutti, sei bella come il sole, Grazie. a me mi fai impazzire. Mica solo a lei. Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire. E io voglio ringraziare Enrico in regia, Giuliano Falco come supervisione tecnica, una strepitosa zia Marta, grazie di cuore. Per Domani voi. qui con me Valentina, e un grazie immenso a tutti voi. Grazie ancora, grazie. Ci vediamo domani per una nuova puntata di Casa Peiretti. Se volete rivedere questa, 23:30. Grazie a tutti, buona serata e continuate con i programmi di Rete 7. Ciao! Ciao, non cambiare il canale. Canale 13.